Buongiorno a tutti, facciamo degli esercizi sul lancio verticale. Qui abbiamo le formule del lancio verticale. Ok, e arrotonderemo G a 10 metri al secondo al quadrato per semplificare i calcoli. Poi potete sempre calcolare i valori più precisi se volete con la calcolatrice. Allora, diciamo che spariamo verticalmente un oggetto con la velocità iniziale di 30 metri al secondo. Ci chiediamo dopo quanto tempo raggiungerà la massima altezza e quanto sarà questa massima altezza. Sì, dobbiamo calcolare il tempo e l'altezza supponendo che cosa? Che raggiunge il punto massimo di altezza. E cosa succede quando siamo nel punto di massima altezza? Che la velocità in quel punto è 0, quindi metteremo velocità finale uguale a 0. Usiamo questa prima formula. Quindi V è uguale a 0, perché quando arriva al punto in alto lì si ferma per un attimo. 0 è uguale V0 meno GT. Adesso portiamo questo termine dall'altra parte, quindi cambia anche di segno. GT è uguale a V0, noi dobbiamo trovare il tempo, dividiamo con G, GT diviso G fa T, V0 fratto G. Va bene, calcoliamo il valore. T è uguale, allora, 30 metri al secondo fratto 10 metri al secondo quadrato. Allora, 30 diviso 10 fa 3, vediamo le unità di misura, metri al secondo, invece di diviso facciamo per e invertiamo questa frazione. Qui i metri si semplificano, i secondi alla prima vanno via, i secondi va via qui la seconda potenza. Quindi abbiamo ottenuto 3 secondi. Dopo 3 secondi raggiunge il punto massimo. E quanto è questa altezza? Beh, useremo questa formula. E non serve neanche invertirla, è già così. H, mettiamo direttamente i valori. H è V0, che era 30 metri al secondo, per T, che abbiamo appena calcolato che è 3 secondi, meno un mezzo, G è 10 metri al secondo quadrato, per T al quadrato. Attenzione, qui è T al quadrato, quindi 3 secondi tutto al quadrato sono 9 secondi al quadrato. Allora, vediamo che qui i secondi vanno via quei secondi in questo termine, in quest'altro termine secondi al quadrato vanno via i secondi al quadrato. Qua un mezzo di 10, c'è questo 2, lo divido con 2 è 1, e 10 diviso 2 fa 5. È uguale. Allora, qui abbiamo, guardate che abbiamo due termini, attenzione. In questo primo termine 30 per 3 fa 90 metri, questa è l'unità di misura, meno, qui abbiamo 5 per 9 è 45 e di nuovo metri. 90 meno 45 metri fa 45 metri. Raggiunge la massima altezza di 45 metri. Adesso facciamo ancora un esercizio. Spariamo verticalmente un oggetto con la velocità iniziale di 20 metri al secondo e ci chiediamo, dopo un tempo di 3 secondi, che velocità ha raggiunto e a che altezza si trova. Allora, per sapere che velocità ha raggiunto usiamo questa prima formula. Cioè, mettiamo i valori. V0 è 20
metri al secondo meno, allora G è 10 metri al secondo quadrato per T che è 3 secondi. Allora qui vediamo che i secondi alla prima si eliminano e qui si elimina la seconda potenza. Il primo termine è 20 metri al secondo meno, allora qui questo secondo termine 10 per 3 fa 30, se vedete rimangono metri al secondo. 20 meno 30 fa meno 10 metri al secondo. E adesso direte, ma come è possibile che è diventato negativo? C'è qualche errore? No, in realtà non c'è nessun errore. Noi spariamo l'oggetto verticalmente, raggiunge un punto massimo e poi comincia di nuovo a cadere. Se troviamo per la velocità finale un valore negativo, significa che è orientata in verso opposto alla velocità iniziale. Significa che dopo questo tempo di 3 secondi abbiamo già superato il punto di massima altezza. E adesso calcoliamoci anche h. Usiamo questa formula. H è, allora, V0 20 metri al secondo per T che è 3 secondi meno un mezzo, G è 10 metri al secondo quadrato per T al quadrato, 9 secondi al quadrato. Adesso secondi vanno via quei secondi, secondo al quadrato via il secondo al quadrato, 2 diviso 2 1, 10 diviso 2 è 5. Il primo termine è 20 per 3 60 metri meno, qui abbiamo 5 per 9 45 metri, 60 meno 45 fa 15 metri. Qui abbiamo trovato un valore positivo. Poteva anche succedere di trovare un valore negativo, infatti qua c'è una sottrazione. Cosa avrebbe significato un valore negativo? Avrebbe significato che siamo andati più in basso dell'altezza dalla quale siamo partiti. Se qui h fosse stato negativo, significa che cadendo sarebbe andato più in basso del punto da dove siamo partiti. Però vabbè, qui h è positivo e quindi questo non è ancora successo, non è ancora arrivato di nuovo all'altezza dalla quale è stato sparato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.